406. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. Signore, a te veniam fidenti, tu sei la vita, sei l'amor, dal sangue tuo siamo redenti. Gesù, Signore Salvator, ascolta tu che tutto puoi. Vieni, Signor, resta con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi, o Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato.
Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate. A causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. Dal profondo a te grido, o Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si addira col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te,
lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. È l'invito che la liturgia ci offre e ci invita quest'oggi a vivere. Abbiamo ascoltato la prima lettura che ci descrive molto bene il cammino della fede e possiamo, penso, sintetizzare dicendo che la giustizia a cui fa riferimento non è quella che comprendiamo noi. La nostra giustizia è un concetto un po' diverso. Questa che ci viene presentata dal profeta Ezechiele è giustizia uguale essere nella volontà del Signore. Quindi non vale ciò che abbiamo fatto, ma quello che siamo oggi. E ci fa vedere come la vita di un malvagio, di un empio, che però riconosce i suoi sbagli e si rimette in strada, oppure quella del giusto che, senza rendersene conto, a volte pensa di salvarsi da solo e si allontana dal Signore. Ecco allora per la giustizia intesa qui dal profeta Ezechiele, il Signore sembra chiamare anche noi a giudicare e ad essere coerenti. La pagina del Vangelo riprende ancora un concetto di giustizia e qui il Signore invita i Suoi discepoli a essere, se la vostra giustizia non supererà quelle degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. È una giustizia che pensa di salvarsi da sola e quindi può essere quella superbia che di fronte a chi sbaglia attorno a noi ci pensiamo giusti. Invece l'invito che fa il Signore è proprio quello di andare oltre. Avete inteso che fu detto non ucciderai, ma l'uccidere l'altro sembra il massimo, ma possiamo uccidere un fratello in tanti altri modi, come ci ricordava spesso anche Papa Francesco, la chiacchiera, il giudizio, tante situazioni in cui noi uccidiamo il nostro prossimo. Qui viene sottolineato delle parole, stupido, pazzo, per mettere in evidenza come a volte un nostro atteggiamento può far desistere dal bene un nostro fratello. Invece dovremmo essere attenti anche a quelle situazioni che a volte sembrano a noi non gravi, ma rendere il culto al Signore è una buona cosa, però dice se non sei a posto, cioè se non sei in comunione anche con i tuoi fratelli, va prima a riconciliarti, va prima a metterti a posto. Noi in genere all'inizio della messa facciamo sempre un gesto in cui chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, ma dovremmo essere attenti anche a chiedere perdono ai nostri fratelli se per caso abbiamo fatto qualcosa che non va. Ecco allora il significato profondo del rivolgerci al Signore, ma essendo fedeli a quella che è la sua volontà, essendo in pace con tutti. Ecco allora chiediamo la grazia al Signore
di saper entrare nel nostro intimo e saper scorgere se c'è qualcosa che non va, in modo da convertire il nostro cuore ed essere nella pace e poter così dire: Padre nostro che sei nei cieli. Il Signore è fonte di vita e di gioia per i peccatori che si pentono. Rivolgiamo a Lui con fiducia le nostre preghiere dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, che proclama la lieta novella della riconciliazione, sappia assumere atteggiamenti e parole che aiutino gli uomini a un cammino di ritorno verso Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti coloro che credono in Cristo, superato ogni ostacolo e divisione, ritrovino la via dell'unità e della riconciliazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché quanti si pentono delle proprie azioni malvagie e della violenza commessa contro il prossimo, sperimentino nel perdono divino la possibilità di una vita nuova. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché l'esercizio del perdono in famiglia, nelle comunità, nella società, riveli il fascino e la potenza dell'amore di Dio, che tutto copre e tutto comprende. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché l'invito alla conversione del cuore che ci viene da questo tempo quaresimale trovi risposta sollecita nella nostra vita e muova i nostri passi verso una più autentica adesione al Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, non c'è cosa che ti sia più a cuore della vita e della dignità dell'uomo, tanto che perdoni volentieri al malvagio che si pente e lo fai rivivere. Concedi a tutti noi la grazia di amarci e di rimanere uniti a te nell'osservanza della tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli è il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli è il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, questo sacrificio che nella tua grande misericordia hai istituito, perché abbiamo pace con te e otteniamo il dono della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia. Nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, i tuoi consacrati, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli I peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 113.
Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Croce che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli. A te va il nostro canto, a te va il nostro canto. Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, a te ci consacriamo, a te ci consacriamo. Croce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti, a te volgiamo gli occhi, a te volgiamo gli occhi. Preghiamo. Questi santi sacramenti che abbiamo ricevuto ci rinnovino profondamente, o Signore, perché liberi dalla corruzione del peccato entriamo in comunione con il tuo mistero di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Rendiamo grazie. Ricordo che questa sera alle ore 18 ci sarà la Via Crucis qui in Santuario. Numero 379. Resta per sempre in mezzo a noi, Signore, tu nostra via, vita e verità. La tua presenza sia nel nostro cuore, fonte di luce, gioia e santità. Che questo giorno sia per noi fecondo d'opere degne della tua bontà, perché la nostra vita sia nel mondo raggio che attesti la tua carità.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore.